74 anni fa, tra il 16 e il 18 febbraio, un treno carico di esuli che partivano da Pola, partivano dall'Istria e dalla Dalmazia, arrivarono con un piroscafo Toscana nelle nostre coste. Questo treno venne fermato alla stazione di Bologna, dove gli italiani si rifiutarono di dar da mangiare ad altri italiani che tornavano nel nostro paese, compresi i bambini. Parte dal tragico episodio del treno della vergogna il capogruppo della lista Zaia per ricordare il dramma delle foibe, a pochi giorni dalla commemorazione ufficiale. Tema entrato in Consiglio con una risoluzione che impegna l'Assemblea regionale a sostenere la conoscenza corretta della storia del confine orientale, contrastando negazionismo e riduzionismo, dando anche corso al protocollo d'intesa siglato tra Veneto e Unione degli Istriani. Appoggio da Fratelli d'Italia, che ha depositato a sua volta una mozione dove si chiede di togliere i contributi alle associazioni cosiddette negazioniste. L'odio che armava le mani sanguinarie e sporche di sangue dei suoi assassini, quello era rimasto. Perché era un odio ideologico. Era un odio che nasceva da radici ideologiche. La risoluzione di Villanova è passata dopo una larga discussione anche con il sostegno del Partito Democratico, che ha però sottolineato l'importanza di non strumentalizzare quella pagina di storia. Ma peggio dell'oblio c'è la strumentalizzazione, che è il tentativo esplicito della destra italiana, di Fratelli Italiani, di sfruttare questo eccidio per tentare l'operazione di mettere sullo stesso piano vinti e vincitori. Astenuti Arturo Lorenzoni ed Elena Ostanel, con il primo che ha chiesto di correggere il riferimento alla pulizia etnica sulla base di un documento sottoscritto da diversi storici. E fa notare come appunto non ci sia stata una guida etnica, ma una guida ideologica che va condannata. Però attenzione, perché l'utilizzo del termine non è corretto.